Amiche ed amici di Eurosport, buon pomeriggio e benvenuti al Palaverde di Treviso da Marco Barzizza. Vedete qui subito il tabellone, la classifica della Serie A Unipolsai, arrivata oggi alla 14ª giornata del proprio campionato, targata appunto Unipolsai proprio da questa stagione. Questa invece è la giornata che stiamo vivendo. In questo momento si sta giocando Reggio Emilia, Banco di Sardegna, Sassari, come avete visto l'anticipo di ieri sera dove la Fortitudo ha vinto a Cantù e poi il rinvio della gara odierna. Questo invece il roster a disposizione della Reyer Venezia, con Walter De Raffaele che sceglie, come spesso capita nelle partite decisive, poi andremo a spiegare perché oggi è una gara decisiva, sceglie Gasper Widmar al posto di Isaac Fotu, che quindi non potrà andare a disputare la gara dell'ex, lui che nella passata stagione è stato proprio uno dei trascinatori della De Longhi Treviso. Qui il quintetto di De Raffaele con De Nicolao, Tonut, Bramos, capitano, oggi 302esima presenza con la maglia della Reyer, poi Stone e Watt. Michael Bramus, capitano dal 2019 della Reyer, oggi appunto 302esima presenza e giocatore col maggior numero di presenze in maglia oro granata. Questo invece è la roster a disposizione di Max Menetti, sostanzialmente tutti a disposizione, e qui proprio inquadrato il tecnico che dopo una lunghissima carriera in quella che è la sua città, ossia Reggio Emilia, si è trasferito a Treviso, dove ha ricondotto la giovanissima società di Treviso nata nel 2012 alla Serie A. Questo è il quintetto: Russell, Logan, Sokolowski, arrivato nello scorso ottobre, Achele e Mekovulu. Achele che come qualche altro giocatore in questa partita, ad esempio Vildera nelle file di Treviso, mentre dall'altra parte ci sono Fotu, come abbiamo detto, e Andrea Nicolao, sono gli ex di questa partita da una parte e dall'altra. Una partita, un derby, perché i due palazzetti, ossia il Taliercio e il Palaverde, distano più o meno mezz'ora di strada, quindi non è una strada cittadina nel vero senso della parola, ma è considerato e vissuto dai tifosi delle due squadre sicuramente come un derby. Questa la terna arbitrale con Roberto Bobo Begnis, Denis Quarta e Gianluca Capotorto, che andranno a dirigere questa 14ª giornata tra due squadre che hanno avuto fin qui un andamento più o meno simile, nel senso che il numero di vittorie è lo stesso, 6, con la De Longhi invece che ha giocato e perso una partita in più, ne ha giocate 13 con il recupero settimanale contro la Pallacanestro Trieste, perdendo appunto, e quindi per Treviso questa è l'ultima partita, l'ultima chance per conquistare un posto alle Final 8. Final 8 che di Coppa Italia chiaramente, che vengono decise al termine del girone d'andata. Queste un po' le statistiche delle due squadre che poi andremo ad analizzare nello specifico, perché diciamo che sono due squadre che spiccano in determinate statistiche. Vedete punti subiti, rimbalzi Treviso e i punti segnati, 15ª Treviso, 13ª Venezia, sono nella parte bassa diciamo della classifica, la peggiore del campionato anche per percentuale di tiri da 3 punti la De Longhi Treviso. Due squadre che comunque, per quanto le percentuali e le statistiche non siano impeccabili, possiamo dire così, però sicuramente hanno la possibilità di giocarsi appunto un posto alle prossime Final 8 di Coppa Italia. Quindi, come dicevamo poc'anzi, Treviso che si gioca sostanzialmente l'ultima occasione per andare ad aggrapparsi alle prime 8, quindi chiudere il girone con la possibilità di accedere alle Final 8 di Coppa Italia, che saranno in programma a febbraio al forum di Assago, mentre invece Venezia ha ancora due possibilità di raggiungere questo obiettivo, che è chiaramente uno di quelli dell'Umana. Si parte, la prima palla è preda della De Longhi Treviso, con Sokolowski che consegna al proprio playmaker David Logan, 38 anni ma attualmente secondo miglior realizzatore
della Serie A dietro Luis Scola. Sokolowski fa saltare Michael Bramos e poi subito da 3 punti Michal Sokolowski accende subito il match del Palaverde. Bramos sfrutta il blocco di Watt, poi aspetta l'uscita di Tonut. Watt fronteggia Achele, torna fuori da Tonut che muove la palla per Stone, ancora movimento di palla della Reyer, risponde Bramos dall'arco, trova solo il primo ferro e allora rimbalzo di Achele, ancora David Logan che prende il blocco e spara subito da 3 punti, questa volta dentro o fuori, la seconda tripla tentata da Treviso. E allora rimbalzo di Venezia che poi apre la transizione e gioca 5 contro 5, Tonut si butta dentro, ottima incursione offensiva di Stefano Tonut, recentemente ha vinto il premio Reverberi che viene assegnato, intanto cercano una giocata in collaborazione, playmaker e lungo, anche se non possiamo considerare proprio lungo Achele che avrebbe dovuto ricevere questa palla, ma l'alzata del compagno finisce sul tabellone di Wayne Russell con il suo 0-0 sulla schiena e quindi possesso Reyer con Andrea De Nicolao, dicevamo uno degli ex di questa partita, lui che ha esordito proprio con la maglia di Treviso in Serie A e ha giocato nei giovanili, splitta benissimo il blocco qui, ancora una volta Stefano Tonut che in penetrazione è un giocatore sempre molto temibile, dicevamo prima, miglior giocatore del 2020, quindi ha vinto il premio Reverberi che viene assegnato sempre in questo periodo. Uno Stefano Tonut dal quale la Reyer si aspetta tantissimo, un inizio di stagione un po' come per tutta la Reyer che è stata falcidiata dal Covid tendenzialmente, ma poi da una serie anche di problemi fisici lontani da quello che è il virus, e quindi diciamo che ha vissuto un mese tra la fine di novembre e la prima metà di dicembre molto molto complicato. Non so se vi ricordate la partita, la trasferta di Milano con i tantissimi giovani messi in campo da De Raffaele. Qui intanto una ottima giocata anche qui in collaborazione con Mekovulu che poi va a sfruttare l'assist, ad appoggiare al vetro. 11 punti, quasi 12 di media in regular season per Mekovulu. Buona la sua stagione in Serie A, lui che viene dalla 2. Watt, la penetrazione e la schiacciata in reverse di Mitchell Watt che si fa sentire. 12 punti di media in regular season per il lungo della Reyer. Sokolowski si butta dentro molto bene, va a subire fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Qui rivediamo l'azione di prima con Watt, finta il tiro, poi si butta dentro con la sua prediletta mano sinistra e va a inchiodare il rovesciato. In lunetta Michal Sokolowski, 91.3% dalla lunetta per lui in questa stagione, segna il primo libero. Lui che dicevamo è arrivato lo scorso ottobre, originario della Polonia, Varsavia, nato nel 1992, per lui una carriera sostanzialmente giocata sempre dalle sue parti. Aveva vinto anche una Coppa di Colonia, una Supercoppa di Polonia. 7-6 punteggio, vantaggio per i padroni di casa. Qui c'è proprio il fallo di Sokolowski che ha iniziato questa stagione al Legia Varsavia dove ha giocato 9 partite e viaggiava a 12.2 punti di media e poi è arrivato a Treviso sul finire di ottobre per dare manforte alla squadra di Menetti. De Nicolao va a sfruttare il blocco, poi ferma il palleggio, allora va da Stone che batte l'uomo, però buono il cambio difensivo della De Longhi. De Nicolao si butta dentro, poi scarica per Watt, però maldestro lo scarico, allora recupera Achele, transizione 1 contro 0 fino al capolinea, Nicola Achele. 9-6 De Longhi Treviso, 56,5 la percentuale da 2 punti per Nicola Achele, reduce da una ottima passata stagione in maglia Vanoli Cremona, tornato a casa perché è proprio originario di queste parti, cresciuto da queste parti, poi carriera passata cresciuto negli Stati Uniti. Ancora Achele, molto bene la transizione offensiva di Treviso, molto male in questo caso invece quella difensiva di Venezia, e non a caso Walter De Raffaele ci vuole parlare su e chiama il primo time out. Walter De Raffaele
discretamente accigliato, non ha assolutamente gradito la prestazione della sua squadra nell'ultima giornata di campionato, dove la Reyer è stata sconfitta dalla Fortitudo Bologna. Poi è arrivata anche la sconfitta in Coppa col Partizan, ma diciamo che quella è una partita dove la Reyer aveva poco da dire. Qui intanto andiamo a rivedere il coast to coast di Nicola Achele con la difesa di Venezia totalmente in versione birillo, giocatori fondamentalmente fermi, nessuno torna in difesa. Achele indisturbato va fino in fondo. Qui invece Achele ottima penetrazione e scarico, e Mekovulu va comodamente ad appoggiare al vetro. Diciamo di Nicola Achele qui inquadrato, che ha la terza stagione in Serie A, nato proprio a Treviso nel 1995, 10 i suoi punti in regular season. È stato nel 2015, ha accettato l'offerta di Rhode Island per giocare il campionato in Serie A fino al 2018, tra l'altro dove ha vinto anche il torneo dell'Atlantic 10 nel 2017 e la regular season del 2018. Ma riprendiamo con live. Tonut cerca la penetrazione, poi viene fermato bene da Sokolowski. De Nicolao prova a sfruttare il blocco, difende su di lui Logan molto bene. Stone prova ad andare in post basso, se la gioca, ha questa carta da giocarsi, poi apre bene fuori per De Nicolao, il rimbalzone di Stone, poi Bramos si fa soffiare il pallone sotto canestro, e dall'altra parte di Wayne Russell va a prendersi il fallo di Stefano Tonut, classico fallo per fermare la transizione offensiva. Due falli a testa fino a questo momento per le due squadre. Sokolowski ancora per Russell, non si è ancora messo in azione. Achele per Sokolowski che non ci pensa su spalla 3 punti, tiro va corto, rimbalzo in collaborazione della difesa della Reyer. Tonut prova a cercare spazio, Watt da 3 punti, Stone ha troppo spazio questa volta, esce male e in ritardo Achele e lo punisce Julian Stone. 11-9, 5.4 punti di media in stagione per l'americano della Reyer, ormai da qualche anno a vestire la maglia granata. Logan, anche lui non si è ancora messo in azione in questo match, perché dicevamo in apertura è secondo marcatore del campionato con 20.1 punti a partita. Qui andiamo a rivedere invece tutto lo spazio del mondo per Julian Stone e la tripla senza grossi problemi per lui. Achele riceve nel mezzo angolo, poi prova a buttarsi dentro, scivola in aria, serve Mekovulu, il piazzato, rimbalzo di Stone che va più in alto di tutti, poi apre la transizione per Bramos, va da Watt, fronteggia ancora Achele, prima è finita con una schiacciata in reverse, ora finisce con un ottimo movimento sul perno e un appoggio mancino al tabellone. La Reyer si aggrappa a Mitchell Watt come spesso accade. Buona la difesa stavolta del lungo della Reyer e palla persa Treviso. Il pareggio della Reyer, che è uno dei peggiori attacchi ma una delle migliori difese del campionato. De Raffaele ha sempre puntato molto sull'aspetto difensivo della propria squadra, solitamente un marchio di fabbrica. Ramos va dentro da Watt, sicuramente il giocatore più in palla per la Reyer, che ora si prende anche lo step back, ma il suo tiro viene respinto dal ferro del Palaverde. Prova l'alzata Russell, stavolta cerca troppo, ci pensa Watt, contropiede De Nicolao fino al capolinea, questa volta parzialino della Reyer che si porta avanti 13-11, si mette in proprio David Logan ma non trova il canestro. 9 i punti in regular season per De Nicolao, ultimamente sicuramente uno dei trascinatori di Venezia in un periodo molto difficile per la squadra di De Raffaele, che giusto nelle ultime partite ha un po' recuperato i pezzi, diciamo, ha rimesso un po' insieme i cocci, come dicevamo, dopo tanti problemi di infortuni. Bellissimo ora il taglio di De Nicolao, servito da Watt, rovesciato di Tonut, chiude rovesciato con la mano destra. Più 4 ora Venezia, che ha ribaltato dopo il time out. Il secondo assist di oggi per Julian Stone. Troppo spazio stavolta per la penetrazione di Logan, che non può che sfruttare
l'autostrada che la difesa della Reyer gli consente fino al ferro, poi va ad appoggiare, esce Stone, per lui Gasper Wittmann, dicevamo scelto al posto di Isaac Fotu, come spesso accade nelle partite importanti. Questa lo è sia per la Reyer come lo è per la De Longhi. Tonut, Ramos dentro ancora da Watt, sempre la stessa giocata, apre bene, muove bene la palla, poi non sa bene cosa fare Tonut, allora si deve buttare dentro, inventa Stefano Tonut, non trova il canestro, un po' di tocchi a rimbalzo, tocca a Wittmann per ultimo, la rimessa sarà in favore della squadra di casa, prova ad alzare ora la difesa, vedete De Nicolao che prova a impedire la ricezione proprio di Russell, cerca di cambiare il portatore di palla costringendo Russell fuori dai giochi. La Reyer ora riceve il playmaker americano di Menetti, va da Achele, partito benissimo in questo match. Sokolowski si gioca l'1 contro 1 con Watt che lo porta fuori, poi si prende l'arresto e tiro, Watt allunga troppo la mano ed è fallo, terzo fallo di squadra per l'Umana Reyer, secondo fallo personale per Mitchell Watt. E vediamo penetrazione di Sokolowski che poi arretra, c'era un piedino abbondantemente all'interno della linea dei 3 punti. Si va a sedere David Logan mentre Michal Sokolowski va in lunetta per i suoi tiri liberi. Sokolowski che viaggia a 11,2 punti di media nelle 9 gare che ha giocato, gioca mediamente quasi 27 punti in partita e dalla lunetta tira solitamente col 91,3%, segna il libero. Segna anche il secondo ed è nuovamente parità al Palaverde. Settimo punto per Michal Sokolowski, migliore tra i suoi, 4 su 4 per lui dalla lunetta, migliore realizzatore anche della partita. All'altra parte ci sono 6 punti per Stefano Tonut che riceve ora il pallone da De Nicolao, il blocco di Wittmann, ha spazio Tonut, deve prendersi l'arresto tiro da 3 punti e lo manda a bersaglio. Nono punto per Tonut e più 3 Venezia. Russell, penetrazione, arresto tiro, pulitissimo il movimento dell'americano e sono altri 2 punti. Partita molto gradevole da vedere in questo momento, punteggio anche discretamente alto, 2 minuti quasi 3 alla fine, 12,4 i punti di media di Russell che ha appena trovato il canestro del -1 Treviso. Ora la penetrazione di De Nicolao, il fallo proprio di Wayne Russell e De Nicolao a guadagnarsi un possesso, una rimessa da fondo sarà in favore della Reyer. Pronto sul cubo dei cambi Jeremy Chappell per Walter De Raffaele, prende il posto di Michael Bramos, 302esima presenza per lui in maglia Reyer, giocatore che ha vestito, raggiungendo il record. È entrato anche Austin Day che si presenta così al ballo del derby veneto con i primi 2 punti, più 3 a Venezia. Russell aspetta il blocco di Vildera, fatto anche lui adesso in campo, ha fatto il suo esordio in questa partita, tanto in difesa su Tonut e sulla rimessa. È entrato anche Matteo Imbrò, uno di quei giocatori che Walter De Raffaele ha indicato come uno dei massimi pericoli di questa partita, un giocatore che effettivamente contro Venezia ha sempre fatto molto bene. Dei in post basso ora contro Chillo, fuori da De Nicolao, palla che entra ed esce, difficile il controllo di Sokolowski che poi riesce a tenere il pallone, va da Imbrò, non trova spazio per la bomba, cerca il dai e vai con Vildera, si va fuori da Chillo, poi da Sokolowski, palla dentro dal isolatissimo Vildera che si trova quasi un po' inspiegabilmente da solo in area e allora appoggia comodamente al vetro il -1 De Longhi. 6 su 8 da 2 per Treviso, 6 su 8 anche per Venezia.
percentuali che manifestano il pareggio fino adesso. Penetrazione devastante del solito Tonut, che va a prendersi un altro fallo. In queste situazioni Stefano Tonut è veramente uno forse dei giocatori più pericolosi della nostra Serie A, quando ha la possibilità e ha le gambe per potersi spingere in penetrazione. Poi ha una parte sopra del corpo che gli permette di assorbire i contatti, e quindi, come in questo caso, poi è andato con un discreto equilibrio a prendersi il fallo e quindi a guadagnarsi un viaggio in lunetta premiato dal primo canestro e il +2 Reyer Venezia. Entrato in campo anche il giovanissimo Davide Casarin, ormai non più una meteora del nostro campionato. Quest'anno diverse le presenze del Raffaelli, sta dando ampio spazio, lui che è un classe 2003. La difesa di Chapel su Sokolowski che si gira bene, poi alza la parabola, c'è un tocco a rimbalzo, l'ultimo è di Giovanni Vildera, che lui è un ex della partita, ha iniziato proprio la sua esperienza nella pallacanestro alla Reyer Venezia. Chapel porta su palla su di lui Sokolowski, prova a mettergli pressione, aspetta il doppio blocco, va a prendere quello di Day, subisce il fallo di Sokolowski, cerca di mettersi sulle tracce dell'ex Cantù e Brindisi, e ora si guadagna la panchina. Al suo posto rientra David Logan, fin qui non il miglior Logan della stagione sicuramente, ben arginato dalla gabbia difensiva di De Raffaele e dei suoi uomini. Secondo fallo per Michael Sokolowski, e Chapel intanto in lunetta. Molta parabola su questo tiro libero di Jeremy Chapel, che segna il suo primo libero, anche il suo primo punto in questa partita. Segna anche il secondo e +5 Venezia, quando manca un minuto, poco più, alla fine del primo quarto. Imbro, che è stato il più giovane campionato, il più giovane capitano di una squadra di Serie A quando lo fu diversi anni fa ormai nelle file della Virtus Bologna. Sta che l'ha lanciato proprio in Serie A. Qui Logan non trova ancora una volta il canestro, un po' fredde le polveri del pistolero David Logan. Tonut, bello il gioco a due con Widmar che fa saltare il difensore, poi mette giù la palla, e qui tutta la sapienza cestistica dello sloveno, campione d'Europa 2017 con la nazionale che fu di Luka Doncic e Goran Dragic. Logan intanto va dall'altra parte, scarica in angolo, non arriva la tripla, velocissimo il contropiede della Reyer, e Tonut che va a concludere ringraziando il compagno per l'assist. E ora la Reyer prova a scappare, 13° punto già per Stefano Tonut, e conferma la validità e la giustezza nell'assegnazione del premio Reverberi. Qui David Logan stavolta non sbaglia, trova la tripla sullo scadere del primo quarto e fissa il punteggio sul 22-28 in favore degli ospiti della Reyer Venezia. Una partita molto molto interessante fin da questo primo quarto, con statistiche direi oltremodo positive da entrambe le parti, nonostante, dicevamo all'inizio, entrambe le squadre non brillino dal punto di vista statistico, chi per un motivo chi per l'altro, però entrambe stanno viaggiando con il 33% da 3, non entusiasmante. Ma ora andiamo a vedere un po' di highlights di questo primo quarto.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Riprendiamo la linea dal Palaverde di Treviso con un po' di statistiche, dicevamo percentuali non entusiasmanti da 3 punti da una parte e dall'altra, 2 su 6 per entrambe le formazioni, invece molto meglio da 2 punti con la Reyer che viaggia con l'80%, 8 su 10 e 67% invece per la De Longhi Treviso. I punti dalla panchina meglio la Reyer, 6-2, poi a livello statistico più o meno le squadre si sono equivalse in questa prima frazione di gioco. Max Menetti che tiene banco alla sua panchina, Casper Wittmar che ha chiuso molto bene il suo primo quarto con un bellissimo movimento sotto canestro, giocatore che ovviamente non ha tantissimi minuti delle gambe, quindi va un po' dilazionato quello che è il suo impegno, ed è Raffaele infatti lo usa col contagocce tante volte, ma in questa, come più volte detto in presentazione anche durante il primo quarto, in questa partita è molto importante l'apporto di un giocatore che fa sicuramente dell'esperienza la sua carta principale, e poi chiaramente esperienza vuol dire capacità tecnica e capacità di risolvere situazioni intricate, come abbiamo visto nel canestro di fine primo quarto. Inizia il secondo con Casarin che subito supera la metà campo, Day ferma il palleggio, poi va da Ceppol che trova la via centrale, va fino in fondo e realizza con un bellissimo layup. Imbro aspetta i blocchi, invece no, si muovono i giocatori di Treviso. È entrato anche in campo col numero 30 Jeffrey Carroll, eccolo qui, ha tutto lo spazio per andare fino in fondo, si dimentica di difendere Austin Day, Carroll ringrazia e chiude con la schiacciata. Possiamo immaginare la reazione di Walter De Raffaele sulla difesa precedente di Austin Day, che ha proprio dimenticato, ha lasciato andare il suo uomo. Va detto anche che non c'era nessun tipo di aiuto dal lato debole e quindi Jeffrey Carroll è andato comodamente a chiudere con la schiacciata. 5.7 i suoi punti in campionato. Casarin ancora per Day che deve rifarsi, prova a buttarsi indietro con il classico tiro in fade away su una gamba sola. Casarin prova la penetrazione, va fino in fondo e prende un bel fallo. Sicuramente non uno timido Davide Casarin, si prende iniziativa e va a prendersi questo fallo. E ora un viaggio in lunetta, lui che in questa stagione, che è la prima reale da protagonista nel gruppo prima squadra della Reyer, segna intanto il primo libero. Si è tolto una bellissima soddisfazione nella partita contro Burg in Eurocup, realizzando il suo massimo in carriera in prima squadra, 17 punti, 13 nel solo primo tempo. Segna anche il secondo in classe 2003 di Mestre. 32-24 il parziale, 8 punti di vantaggio della Reyer. Prova ora ad accorciare con David Logan, classica penetrazione con lacrima finale, sbaglia però Logan, non ha fortuna fino a questo momento. E allora Austin Day dall'altra parte, il palleggio dietro la schiena, campo grande, è arrivato da poco alla Reyer, spazio per lui, prova a buttarsi dentro, difficile lo scarico per Casarin, classico piede fuori dal campo, linea laterale toccata. Palla persa Reyer, andiamo a rivedere, scomodissimo, difficilissimo lo scarico di Camprogrande. Casarin allunga il piede destro per partire, lo mette sulla linea, palla persa Reyer e quindi la De Longhi ora può giocare a difesa schierata. Imbro aspetta l'uscita di Logan, ma guardate la difesa di Ceppol, bellissimo invece il taglio di Chillo che viene ben servito dal compagno e va ad appoggiare con la mano sinistra. 6.5 punti di media in campionato, la rubata di Imbro
che fa vedere l'esperienza, poi va da Logan che va a chiudere, va a subire il fallo di Casarin, che poi se la prende con se stesso per la palla persa precedente. Reazione di un ragazzo che sicuramente paga un po' di inesperienza, ma è uno che, come dicevamo prima, è tutt'altro che timido. Questo tipo di reazioni dimostrano quanto ci tenga a far bene. Intanto David Logan prova un po' a sbloccarsi, segna il primo libero della sua partita. Fino a qui 5 punti per lui, con 1 su 2 da 2 e 1 su 3 da 3. Ricordiamo, secondo miglior realizzatore del campionato con 20.1 punti di media a rimbalzo di Tonut sul secondo libero sbagliato da Logan. Ora Casarin, la difesa di Russell. Widmer va da Tonut col consegnato. Fallo in attacco, mi pare ancora di Casarin. Ha infilato un paio di giocate non proprio positive. Giustamente va lontano dalla palla, si è vista una spinta, l'arbitro ha chiaramente indicato la spinta nel fallo in attacco. Se la andiamo a rivedere, eccolo qua, sì, direi che si è classico movimento sul blocco, l'ha aggiustato pagando un po' la stazza minore rispetto all'avversario. Intanto Matteo Imbrò che ne scrive 3 e meno 2 Treviso, che sicuramente non vuole mollare, non è squadra che molla ed è sempre lì attaccata alla targa della Real Venezia. Si va da Bramos che ha rimesso piedi in campo. Tonut, troppo spazio stavolta, però non se la sente di tirare, cerca forse la penetrazione, così è, in allontanamento, il rimbalzo in attacco di Widmer, molto bene Bramos da 3 punti, è il suo tiro, non va a rimbalzo Day, tocca solo la palla, il rimbalzo poi è preda di Russell, l'anticipo poi sulla linea di passaggio, palla destinata ad Achille di De Nicolao, è rimessa in attacco per Treviso, affidata a David Logan. Indicazioni tra compagni, tra Bramos e Day sugli accoppiamenti difensivi. Cambio Reyer, dentro Stone, fuori Widmer. Stesso cambio al contrario rispetto a prima, per ruoli decisamente diversi tra i due. Sono assetti tattici che De Raffaele spesso utilizza e cambia. Logan prova a battere Day, la serie di palleggi di David Logan, la difesa di Venezia, poi Imbrò contro Stone, prova a batterlo, buttarsi dentro con la mano sinistra, ancora Matteo Imbrò, poi si butta indietro e trova un altro canestro e tiene fede alla paura che aveva De Raffaele di lui. Matteo Imbrò, prima la tripla, adesso questo bel canestro da 2, 5 punti in fila per Matteo Imbrò, che comincia a scaldarsi e trova il pareggio per Treviso, contro parziale trevigiano. De Nicolao per Stone, arresto e tiro di Julian Stone allo scadere dei 24, rimbalzo di Russell che poi va a servire Sokolowski, forse qui avrebbe potuto andare dentro sfruttando la caduta di Tonut, ma non è un male perché guadagna canestro e fallo di De Nicolao. Andiamo a rivedere qui. Vai, si trova completamente da solo Russell. De Nicolao fa una cosa sconsigliatissima, cioè allungare la mano senza mettere il corpo davanti all'attaccante, commette fallo e costringe De Raffaele a un altro time out di quelli dove probabilmente i toni non saranno pacatissimi, anche se in realtà vedendolo così non sembra uno di quei time out, ma possiamo immaginare questo tipo di, quando succedono questo tipo di situazioni difensive, come la prendono, come la vivono gli allenatori. Russell intanto che con gli ultimi 2 punti, eccolo qui, andiamo a rivedere intanto un po' di azioni. Qui c'è la correzione di Achille su l'errore di Logan in precedenza.
vantaggio di Treviso che ora avanti 2. Dicevamo di Russell che è salito a quota 4 punti, 2 su 2 per lui da 2 punti. Adesso un altro tentativo al tiro, ci sono anche 3 rimbalzi, 4 palle perse e 2 falli subiti. Parziale aperto di 10-0 per la De Longhi Treviso, e questo ragazzo che vedete inquadrato col numero 12 è stato sicuramente tra i protagonisti di questo parziale. 5 dei 10 punti sono opera sua, Matteo Imbrò. E intanto di Wayne Russell in lunetta realizza anche il tiro libero aggiuntivo e ora Treviso è a +3. Ramos per De Nicolao, sotto il blocco di Stone, poi si va da Ramos ancora per Day che si gioca il post basso contro Imbrò, muove bene la palla a Venezia, Tonut, la penetrazione, rovesciato, canestro allo scadere, marchio di fabbrica di Stefano Tonut, la penetrazione con l'affondo finale, -1 Venezia. Russell va dentro, alza la parabola, rimbalzo di Venezia, Stone dall'altra parte, consegnato per Bramus che non ha spazio per prendersi questo tiro perché esce bene col close out Chillo. Allora Stone, difficile questa palla, arriva al raddoppio di Logan su Day, mette una mano di troppo David Logan e la alza poi per avvisare tutti che il fallo è opera sua. Vedete il raddoppio di Logan che poi allunga la mano su Day, forse avrebbe potuto anche evitare, magari guadagnare qualcosa di più. Qui intanto la penetrazione precedente di Stefano Tonut, chiusa con un bel appoggio andando dall'altra parte del ferro rispetto alla penetrazione. Riceve ancora Tonut che va da Stone, poi da Day, tripla di Day, sbagliata, rimbalzo di Imbrò che serve Logan, il palleggio di Logan, arresto di tiro da 8 metri David Logan, corta la sua tripla, rimbalzo però di Russell, ancora colpevolmente lasciato liberissimo dal mancato taglia fuori della difesa veneziana, e altri 2 punti +3 Treviso. Qui c'è il tocco di Russell e un'altra palla recuperata per Treviso. Sono 6 ora le palle perse della Reyer, 4 quelle di Treviso, cominciano a incidere e Austin Day torna in panchina. Inizio non dei migliori sicuramente per il talento, con anni di NBA in esperienza. Austin Day, figlio di Darren, ha fatto la storia anche nella pallacanestro italiana, vestendo la maglia di Pesaro. Imbrò, il taglio di Achele che poi si gira bene e trova un grande canestro. Nicola Achele ricomincia da dove aveva lasciato, ossia fare canestro. Gli sta venendo molto semplice in questa partita. 4 punti per lui, 2 su 2 dal campo. De Nicolao per Watt, Ramos apre per Tonut e spara da 3 punti. Stefano Tonut è lui l'anima di questa Reyer. Sono già 15 i punti di Tonut, scusate, sono 18 sì, punti di Tonut, che ne ha segnati veramente la metà di Venezia. Dall'altra parte Matteo Chillo dall'arco per il +5 di Treviso. Che bella partita, continui cambi di padrone. Ora è Treviso che prova a condurre e a tenere avanti la testa. Stone va da Bramos, la penetrazione fino in fondo, Michael Bramos, non c'è il fallo, contropiede immediato di Treviso. Logan fino in fondo, il rimbalzo, poi sbaglia tutto Achele che si mangia un rigore a porta vuota. E allora la transizione di Venezia con De Nicolao che va subito dentro da Watt per sfruttare il solito gioco in post basso. De Nicolao dall'arco, lunga la sua tripla, rimbalzo di Stone. Non smette di regalare emozioni questo match. Si va fuori da Bramos, la difesa di Russell su di lui. Watt non può esimersi da prendersi impiazzato e lo manda a bersaglio. 39esimo punto della Reyer. Mitchell Watt torna a suonare la sua campanella, fa sentire la sua presenza. Logan in penetrazione, lo scarico fuori, completamente libero Logan, viene visto tardivamente da
Imbro, ma Logan batte l'uomo, però non trova canestro e abbassa ulteriormente le sue percentuali. De Nicolao ragiona, va da Tonut che spara ancora da 3 punti. Stefano Tonut, fate pure 21 punti in 14, neanche 15 minuti di gioco per Stefano Tonut. Una sentenza in questi primi 2 quarti del derby veneto. Stefano Tonut veramente devastante. -1 Treviso, ma Tonut che partita sta facendo. Scusate, pareggio era, -2 in precedenza prima della tripla. Con questa tripla pareggio di Venezia. Eccolo qui un po' di highlight del numero 7 in maglia oro granata, qui la penetrazione, poi la tripla, tutto ciò che c'è nella faretra del giocatore triestino, anche lui figlio d'arte. Giustamente meritatissima l'inquadratura, 13.7 i punti di media in questa stagione, 21 già oggi, con 4 su 6 da 2, 3 su 4 da 3, 4 su 4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist, 2 falli subiti e 24 di valutazione. Pazzesca veramente. Fino a qui la prova del giocatore con la maglia numero 7, recentemente eletto miglior giocatore 2020 col premio Reverberi. Riprende il match con il possesso per la De Longhi Treviso quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine del secondo quarto e 15 secondi per andare al tiro per la De Longhi. Logan per Chillo, il taglio di Logan, poi servito in bro, Achele cerca il dai e vai, Russell, buona la difesa di Chapel, scala bene la squadra di De Raffaele, poi però c'è il fischio sulla difesa proprio a Tonut. È arrivato un po' lungo su questo aiuto difensivo. Stefano dice: ho preso la palla, aveva la palla alta, ovviamente ha preso anche un po' di braccio. Secondo fallo per Tonut e intanto Chillo va a realizzare il suo 6° punto di questa partita. Primo libero cortissimo, aiutato dagli dei del basket che accolgono il suo secondo libero. Intanto Mekoglu ritrova posto in campo, lui che non è partito benissimo in questo match, ha avuto qualche difficoltà, cosa che non ha avuto in questa stagione, la sua prima in Serie A, dove si è ambientato fino a qui molto molto bene. Giocatore di Lagos, Nigeria, classe 95. Qui intanto Menetti che dice chiaramente: io non ho detto niente. Probabilmente minacciato forse di tecnico, ma è stata sentita forse una voce che arrivava dalla panchina. Ovviamente gli arbitri si sono subito sincerati che non fosse qualche parola di troppo da parte del coach trevigiano. Tonut con la sua Reyer sul -2. Watt che va dall'altra parte, perlomeno ci prova, ma recupera Achele, velocissimo il contropiede di Treviso, chiuso con un'altra tripla di Matteo Imbro che risponde alla prestazione di Stefano Tonut. Sono 8 i suoi punti, 2 su 2 da 3 punti per Matteo Imbro, e partita che resta sempre lì. Treviso +5, Watt sul servizio di Tonut, canestrissimo di Mitchell Watt che si appoggia al vetro. Le percentuali da 2 continuano ad essere molto alte da una parte e dall'altra, 60% Treviso, 69% Venezia, partita a punteggio molto alto. Chillo va da Russell, passa sul blocco Chapel, Russell poi viene derubato della palla da parte di Chapel, arresto di tiro da 3 punti ancora per Tonut, stavolta forse esagera un po', va cortissimo con la tripla, ma c'è Stone
a fare buona guardia, a recuperare questo rimbalzo. 7 intanto le palle perse per Venezia contro le 5 di Treviso. Difficilissimo questo controllo del corpo da parte di Watt, ma lui riesce a fare anche questo e realizza -1 Venezia. 72,2% per la Reyer dal campo, 60 per Treviso. Russell aspetta il blocco di Chillo, Stone su di lui, va dentro da Mekovulu, se la gioca proprio con Stone, giro e tiro di Christian Mekovulu, che conferma quanto di buono ha fatto vedere in questa prima parte di stagione e l'anno scorso con la maglia di Orzi Nuovi, dove viaggiava in doppia di media. 14 secondi per chiudere il quarto e l'azione, palla a Jeremy Chappell, 8 secondi per andare al tiro, riceve Stone. Ora sono 7 i secondi per chiudere. Treviso aveva un fallo da spendere, l'ha speso proprio adesso. 0-0 di Wayne Russell sul fallo. Rientrano De Nicolao, Widmer e Day per l'ultima azione offensiva di De Raffaele. Vediamo cosa sceglie di fare sulla rimessa dal fondo la Reyer. Fuori Tonut, esce Chappell, 7 secondi per andare al tiro, 6 lo scarico di Nicolao per Day, che va fino in fondo e trova il canestro con una classe incredibile. Austin Day chiude così il secondo quarto di De Longhi Treviso, Umana Reyer Venezia, una partita bellissima. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Pochi secondi alla ripresa delle operazioni dal Palaverde in questo che è un derby. In realtà è solo il quarto derby tra queste due società, ma se invece andiamo a vedere il numero di derby tra le due città, diciamo dal punto di vista cestistico, come è noto la Treviso Basket, quindi questa attuale società di Treviso è giovanissima perché è nata nel 2012 dopo l'abbandono della famiglia Benettone, quindi la Pallacanestro Treviso che è andata a morire sostanzialmente. Ma se contassimo proprio tutti i derby nel corso della storia, questo sarebbe il 24esimo proprio tra le due città nel mondo del basket. Si riprende con il terzo quarto. Sono Marco Barzizza e vi ridò il benvenuto al Palaverde di Treviso. Treviso che attacca con David Logan, su di lui Austin Day, aspetta il blocco di Mekovulu, il cambio difensivo, mismatch per Logan, il raddoppio di Tonut che costringe a un difficile passaggio Logan e poi passi di Achele. Ottima questa volta la pressione difensiva fin dal portatore di palla, quindi sugli esterni da parte della Reyer, e palla recuperata per i ragazzi di De Raffaele. De Nicolao per Tonut, va a prendere il blocco di Widmer, poi si butta dentro, grande scarico di Stefano Tonut per la corrente di Nicolao, che capisce tutto, ne capisce le intenzioni prima di tutti, si infila, trova il pertugio e va a chiudere. Vantaggio Venezia, +1 Reyer. Logan stoppato sul close out da Widmer, poi muove la palla a Treviso in angolo, in mezzo angolo da Sokolowski, che punisce dalla media distanza. +1 Treviso. E ora si va avanti punto a punto.
questo derby veneto. De Nicolao, su di lui Russell, arriva Widmar che blocca di schiena, poi arresto e tiro improvviso di De Nicolao, palla lunga sul secondo ferro, rimbalzo di Achele che serve Logan, prova a chiamare palla a Sokolowski, la riceve su di lui De Nicolao, ha un mismatch fisico, prova a battere il diretto avversario, va a subire fallo Michal Sokolowski. Eccolo qui il piazzato di Sokolowski, pulitissimo. Arresto e tiro, giocatore arrivato a Treviso lo scorso ottobre, arresto e tiro di Chappell. Iniziativa dell'americano, il contropiede di Sokolowski va fino in fondo, contrastato da Day, basta quello per far sbagliare l'avversario. Sono intanto 3 i falli di Sokolowski, che ora non può più rischiare. Tonut prova ancora una volta a buttarsi dentro, ogni volta che accenna una penetrazione muove la difesa e crea pericoli. Completa la partita fin qui di Stefano Tonut, che è un vero pericolo costante per la difesa della De Longhi. Primo fallo di Christian Mekovulu. Riceve Widmar che va ancora da Tonut. Day, il palleggio insistito di Day, poi il no look per Widmar che arriva fino al ferro, poi sbaglia però la conclusione, furto con scasso di De Nicolao che torna da Widmar che subisce fallo, trova il canestro e ci sarà anche un tiro libero aggiuntivo. Qui furto veramente con scasso, rapina a mano armata per Andrea De Nicolao. Anche quella specialità della casa per un giocatore che ha fatto in carriera di questo tipo di particolarità una delle sue armi fondamentali. Poi nel corso degli anni, soprattutto sotto la guida di De Raffaele, mentre Widmar segna il libero, De Nicolao, diciamo, è diventato poi un giocatore assolutamente completo, anche quel realizzatore che nelle passate stagioni magari non era, ma quando serve sa fare canestro. Intanto sa fare canestro anche Sokolowski, che qui va a subire fallo da parte di Jeremy Chappell. Discretamente netto il fallo di Chappell, che è arrivato con la mannaia. Sbaglia però il libero Sokolowski. +2 Venezia. Segna il secondo invece Michal Sokolowski, per lui l'8º punto in questa partita. Si va ancora da Tonut, stavolta lui a portare su palla. Finta una penetrazione, 10 punti per Sokolowski insieme a 2 rimbalzi e 2 assist. Day, De Nicolao, penetrazione ancora a scarico per Day, 1 contro 1, serie di finte, giro e tiro di Day, sballatissimo, ma la palla è ancora della Reyer. C'è un fischio. Questione di cronometro. Ora a colloquio. Mancavano 4 secondi. Si dicono. Qui la Reyer era arrivata un po' lunga con l'azione, con la costruzione dell'azione. Ora gli arbitri vanno a conferire col tavolo. Rimettono infatti a posto il cronometro, che era stato immediatamente resettato sui 14 secondi. Infatti ora sul tabellone c'era un 13, eccolo lì. Qui sul rimbalzo era stato col cambio di possesso, forse col tocco della difesa.
c'è stato qualcosa e c'è evidentemente qualcosa che non torna sul cronometro dei 24 secondi, in questo caso 14. 7 decimi alla fine, infatti era stato riportato a 14 secondi, quando in realtà, essendo ancora possesso offensivo, l'azione andava sul rimbalzo di De Nicolao, l'azione va conclusa. 7 decimi come ha indicato De Nicolao ai suoi. Vediamo, servirà ovviamente un tiro immediato da parte della Reyer. Esce Day, c'è il tocco della difesa. I 7 decimi dimentichiamoceli pure, perché la Reyer non mette neanche la palla in campo e quindi sarà possesso Treviso, con la palla affidata a Logan. Russell si incarica di portare su palla, poi cerca la penetrazione, va con uno scarico scomodissimo per Mekovulu, scusate, che poi va a prendersi il fallo di Vidmar, che fallinò con la testa. Andiamo a rivedere, però qua Vidmar abbassa decisamente le braccia verso il suo avversario, tra l'altro muovendosi anche verso lui, quindi insomma il fallo sembra abbastanza evidente. Mekovulu in lunetta, segna il primo libero, primo viaggio in lunetta in questa partita, lui che è a 3 su 4 dal campo fino a questo momento, 6 punti, questo è il suo settimo punto, segna anche il secondo. 53 pari. Chapel, De Nicolao supera la metà campo, 100% per Venezia della lunetta, 84,6 questa sera per Treviso. Penetrazione di Tonut ancora una volta, protegge bene il corpo e poi va a chiudere un treno in corsa Stefano Tonut. Quando si butta dentro difficile fermarlo. Logan bene dentro per Mekovulu, poi fa finta, mette giù il pallone e va a prendersi il fallo di Austin Day. Alza il dito accusandosene, questo decisamente fallo. Day che chiamava un'infrazione di passi di Mekovulu, forse non con tutti i torti. +1 Venezia quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Partita che prosegue punto a punto. Mekovulu dalla lunetta, aiutato dai ferri, firma il pareggio, 55 pari. E ottavo punto per Christian Mekovulu, nono punto per lui. E +1 De Longhi. Chapel deve superare la metà campo, 10° punto per Mekovulu. Tonut, arresto e tiro dalla media. Stefano Tonut, altri 2 punti e siamo a 25 e abbiamo così bruciato il season high di 24 punti con Bologna e ora manca un punto per superare il massimo in carriera in Serie A, che sono 26 punti della stagione 2016-2017, partita contro Cantù. Ora Russell per Treviso, a serie di palleggi, arresto e tiro, esattamente come è successo nel primo tempo. Palleggia, arresto e tiro dalla media di Wayne Russell, non sbaglia, 9 punti, 3 rimbalzi, fin qui la sua partita. E nuovo +1 De Longhi. Tonut va in angolo da Day, tripla dell'americano. Poi la palla è ancora buona perché non tocca la parte alta del tabellone e allora la fa sua Gasper Vidmar e ne segna altri 2. Nuovo cambio di padrone. Reyer ancora avanti, dura la difesa della Reyer su Treviso. Fallo in attacco, qui molto bene la difesa di Vidmar, che questa volta mette davanti il corpaccione investito da Nicola Achille. Eccolo qui, palla già abbondantemente lasciata, Achille non può fermare la sua corsa. Vidmar perfettamente verticale di fronte a lui e Achille non può che travolgerlo. Quindi nuova palla per Venezia. Intanto scivola malamente Sokolowski dall'altra parte, poi resta attardato, fortunatamente niente di male, sembra una brutta caduta. De Nicolao
va da Ceppol che ha un sacco di spazio, poi prova a buttarsi dentro, va fino in fondo, stoppata di Mekovulu, poi concretizza il recupero Treviso, ma invece la riperde Tonut, può andare fino in fondo e poi sbaglia il controllo. Forse una palla, si dispera Tonut, forse l'ha passato un missile a Watt. Qui la penetrazione, il no look, forse Tonut si dispera perché dice avrei potuto andare io fino in fondo, ero lì. Invece lo scarico poi ha portato a una palla persa. Rientra Bramos, esce Jeremy Ceppol. Bramos fin qui fermo ancora a 0 punti nei 18 minuti giocati. Sokolowski per Russell. Buono il movimento offensivo di Treviso. E Mekovulu dal mezzo angolo si alza e segna altri 2 punti. +1 nuovamente Treviso. È un continuo cambio di padrone in questa partita, bellissima da seguire. Tonut, Watt molto lontano da canestro questa volta, prova ad avvicinarsi col classico palleggio in avvicinamento, poi si butta fuori, bella palla per Widmer che poi sbaglia in mezzo a rigore, anche qua non a porta vuota ma quasi. Russell accelera clamorosamente, lascia lì tutti. Infatti prima seconda sembrava un semaforo, allora lì cambio di velocità, batte De Nicolao, va a prendersi un fallo, secondo fallo per Andrea De Nicolao, rimessa in attacco per Treviso, rientra Imbro che ha fatto sicuramente meglio rispetto a Logan che è andato proprio a sostituire. Russell per vie perimetrali ancora da Sokolowski che va dentro per Achele che prova a sfruttare un mezzo mismatch con Bramos, si gira bene Nicola Achele, fallo di Bramos, non era Achele scusate, era Mekovulu. Il cappello dread confonde in questo caso. A Mekovulu torna in lunetta, 12 punti, 4 su 5 dal campo e 3 falli subiti per lui. Partita molto positiva per l'ex Orzinuovi che dicevamo l'anno scorso viaggiava in doppia di media, è stato il miglior rimbalzista dell'intero campionato di A2 della passata stagione e quest'anno a Treviso si sta ritagliando un importante spazio non solo a Treviso ma proprio nel campionato italiano, segna anche secondo libero, scrive 14 punti in questa partita. E ora la Reyer con De Nicolao che poi esce dai blocchi, cerca la penetrazione, fallo di Russell. Decisamente evidente il fallo di Russell. +3 DeLonghi Treviso. Carroll prende il posto proprio di Russell. Vai Venezia in attacco con De Nicolao dentro per Watt, bello il gioco a 2, poi Appenander e va a chiudere con la mano destra Mitchell Watt, sempre cattedratico quando in avvicinamento al ferro. Watt arresto il tiro da 3 punti di Sokolowski che la spara da 3 e Treviso va a +4. 13 punti per Michal Sokolowski, suo massimo in stagione è di 23. Tonut, troppo spazio per lui, questa volta la tripla va corta, rimbalzo di Imbro che non trova invece, guarda ma non riesce a trovare un compagno per il lancio lungo, allora va dentro, va a scaricare per Atlele che si alza da 3 punti, corto il suo tiro, rimbalzo di De Nicolao che va in transizione e gioca in modo organizzato. 46% la percentuale da 3 punti di Treviso, 23,5 per la Reia, si sta abbassando quella dei veneziani. Watt va in post basso e qui ancora porta a scuola Mekovulu, tutta l'esperienza e la classe di Mitchell Watt. 14 punti, 12 di media per lui in questa stagione, che ha un massimo in stagione di 18, 27 invece per 2 volte il suo massimo in carriera in Serie A. Mekovulu si gira bene, rimbalzo di Tonut, è andato cortissimo Mekovulu.
con questo tiro, ma Treviso è ancora avanti di 2 e Venezia è già in bonus, quindi qualsiasi fallo di Treviso si andrà in lunetta di Venezia, scusate, si andrà in lunetta Treviso. Muove bene a palla Venezia, però il passaggio di Watt per Toluta è difficile, allora si butta dentro come al solito con il rovesciato, però stavolta il ferro gli dice di no, e allora rimbalzo di Treviso. Imbro prova a muovere la palla, riceve Carroll, pochi secondi per andare al tiro, tripla di Jeffrey Carroll e più 5 De Longhi Treviso. Time out a fermare il gioco da parte di Walter De Raffaele, ma che tripla per Jeffrey Carroll, fin qui silente in questa partita. Adesso è segnato un canestro importantissimo quando mancano meno di 2 minuti alla fine del terzo parziale di gioco e Treviso è avanti di 5. Un po' di ciò che abbiamo visto in questo terzo quarto, qui l'arresto e tiro di Russell, poi il movimento di palla di Treviso con il jumper di Mekovulu e poi il canestro da 3 punti di Sokolowski, e qui invece l'invenzione di Carroll che si guarda un po' in giro, poi nessuno si libera e allora decido io e la metto da 3. Un po' di percentuali, 50% ora per la De Longhi che viaggia a grandi cifre, il 23,5, la differenza la sta facendo proprio le triple, 7 su 14 per Treviso, 4 su 17 per Venezia. Sono 5 ore i punti da recuperare per la Reyer, ora in attacco con Julian Stone, è rientrato in campo. Bramos va da Day, su di lui Chillo che muove le braccia, dentro da Watt che fronteggia Mekovulu, si butta dentro, semigancio sinistro, non trova il canestro, va a rimbalzo Casarin, il suo tocco però finisce sul fondo ed è palla e possesso per la squadra dell'inquadrato Max Menetti. Max Menetti, bestia nera per Walter De Raffaele, in vantaggio nettamente negli scontri diretti tra i due coach. La bomba di Mekovulu che non solo è buono sotto canestro ma è buono anche dietro l'arco. Christian Mekovulu mette un canestro importantissimo, 17° punto per lui e ora più 8 De Longhi. Fallo stavolta di Jeffrey Carroll sul movimento, sul taglio di Bramos. Ma che tripla di Christian Mekovulu. Tiro da 3 non è sicuramente la sua specialità, ma ci ha fatto vedere di essere assolutamente in grado e di essere un giocatore da tenere sotto controllo. Segna intanto dalla lunetta Michael Bramos e accorcia le distanze, meno 7 Reyer. Intanto suona una sirena. Entrambe le squadre in bonus, mancano 44 secondi alla fine del terzo quarto, un terzo quarto che vede Treviso in vantaggio 22-16 in questo parziale. Fuori intanto Mitchell Watt cerca di preservarlo dai falli, molto probabilmente di Raffaele, ne ha 2 Watt, suo lungo, forse gli dà anche qualche minuto sapendo che dovrà tenerlo in campo per buona parte dell'ultimo periodo. Watt che viaggia al momento a 14 punti con 7 su 9 dal campo, un rimbalzo e 2 assist. Poi intanto il tentativo da 3 punti di Treviso, il rimbalzo della Reyer con Day che prova ad andare dentro da Widmer, ancora fuori da Day, ancora dentro ma sbaglia il passaggio, il tocco della difesa premia il possesso di Treviso. Allora palla per Matteo Imbro che vuole andare a chiudere ovviamente
questo pallone, vuole andare a chiudere il quarto. 8 secondi per andare al tiro. Sokolowski sta facendo passare molto il tempo. Treviso che ora deve attaccare. Sokolowski si butta dentro, non trova il canestro. Finisce l'azione, finisce anche il terzo quarto. 7-1, 7-4 il parziale e 22-16 il parziale del terzo quarto in favore della De Longhi Treviso. Ultimo quarto, o perlomeno ipotetico ultimo quarto dal Palaverde per il derby tra Treviso e Venezia, con Treviso che conduce 71-64. Qui un po' di statistiche, stavolta i punti della panchina si sono invertiti, meglio Treviso a fine secondo quarto, meglio la Reyer. Il resto delle statistiche premiano la percentuale di tiro da 3 punti di Treviso, che viaggia col 53%, 8 su 15 dall'arco per la squadra di Menetti, 24% invece per Venezia che sta tirando maluccio, 4 su 17 dall'arco, 68% invece da 2, 21 su 31 per la Reyer, 16 su 27 e quindi 59% per la De Longhi. 21-25 il computo dei rimbalzi, quindi più o meno le squadre si equivalgono. 8-9 le palle perse, quindi anche da questo punto di vista c'è abbastanza equilibrio. Sicuramente sono state le triple in questo terzo quarto che sul finire del secondo ha un momento a decidere l'andamento di questa gara. Tutto pronto per gli ultimi 10 minuti, almeno dei primi 40 di Treviso-Venezia, il derby del Veneto. Stone va in post basso contro Loga, fuori da Austin Day, non trova la tripla, rimbalzo però di Vidmar, poi Casarin che va da Bramos, tripla di Michael Bramos per aprire il quarto periodo. Rea torna lì, non vuole mollare, meno 4 per gli uomini di Raffaele. Imbrò si butta dentro, non trova il canestro, rimbalzo di Vidmar che poi va da Casarin, supera la metà campo, classe 2003, oro granata, poi va da Day, palleggio, arresto e tiro, canestro e fallo di Matteo Chillo, e qui allunga troppo la mano sul close out, lo punisce Austin Day che fronteggia, prende il palleggio, arresto e tiro, segna, subisce il fallo e ora va a farsi un viaggio in lunetta, andrà a farsi un viaggio in lunetta dopo il time out chiamato da Max Menetti. Vuole parlarci sopra, meno 2 Reyer che resta in partita e ora ha aperto un parzialino in questo quarto periodo di 5-0.
migliorando ulteriormente la percentuale da 2 punti, che ora dice 69%. Qui un po' di punti individuali, 25 di Stefano Tonut e 14 di Watt per la Reyer. Dall'altra parte 17 di Mekovulu e 13 per Sokolovski. Sono loro i 4 giocatori in doppia cifra nelle due squadre. Eccoci, ci siamo, scusate, qualche problema tecnico. Secondo fallo di David Logan, +1 Treviso, 9 palle perse a testa, Stone dall'arco, bomba e poi esulta per il nuovo vantaggio Reyer quando mancano 8 minuti e mezzo, +2 per l'Umana. E sesto punto per Julian Stone, silente ma decisivo. Imbro va da Logan, pistolero oggi non si è ancora scaldato, non trova neanche questa tripla. E ora Stone va in post basso contro Imbro, aspetta l'arrivo di Bramos, poi va a subire fallo di Matteo Imbro. Si incrementa il parziale della Reyer, che ora è di 9-0, è partita nuovamente rivoltata come un calzino, questa volta da parte della Reyer. Secondo fallo di Imbro e possesso Umana Reyer. Vidmar per Bramos, aspetta Dei che vuole giocarsi l'1 contro 1, 7 secondi per andare al tiro. Casarin deve inventare, va fino al ferro Davide Casarin con un canestro importantissimo. Sente il contatto, alza la parabola con la mano destra, trova il fallo della difesa. Questo è importantissimo per la Reyer, soprattutto perché arriva da un classe 2003 e con questo canestro mostra, come dicevamo anche nel primo tempo, paura assolutamente non ne abbia. E il primo tempo dove era partito decisamente male con un paio di scelte non proprio azzeccate, però terzo fallo subito, 4 punti per Davide Casarin, che ora può concretizzare il gioco da 3 punti. Così non è, ma rimbalzo di Bramos, che poi esce ancora da Stone, che ha nuovi 10 secondi per andare al tiro. Palleggio di Stone, che poi prova a servire sulla corsa Gasper Vidmar, ma chiede scusa perché ovviamente si accorge di non avere accanto Watt, che ha delle leve un po' più agili, ma Vidmar ci mette un po' di più e probabilmente la faccia di Stone voleva dire proprio quello: so che te l'ho data male, è colpa mia. +5 Venezia, +4 Venezia, scusate, 7-5, 7-1. Attacca Treviso, Russell su di lui Dei, esce Vidmar, allora c'è un mismatch, prova a batterlo, Russell si butta dentro, il tocco di Bramos che poi viene lanciato in contropiede e va a chiudere con la schiacciata. +6 Venezia. Fallo questa volta di Bramos su Sokolovski, che ora fa il playmaker. Secondo fallo del capitano della Reyer.
Russell più 6 Venezia ora, 7 minuti alla fine. Sokolowski, lo show alto di Vidmar, arresto tiro da 3 punti di Achele che va cortissimo, poi a rimbalzo in qualche modo di Venezia. Stone supera la prima linea difensiva molto alta di Treviso, ora va in post basso contro Logan, poi si mette un po' in crisi da solo ma riesce a uscire in qualche modo. La palla ora ce l'ha Day, 8 secondi per andare al tiro, se lo prende lui con un piede dentro la linea dei 3 punti, prova ad andare a rimbalzo Stone ma la palla è preda di Achele. Fallo a metà campo di Casarin che ferma la transizione avversaria. Terzo fallo per Davide Casarin. Tanto sono già 4 i falli di squadra, quindi già insomma 6 minuti e mezzo. Prossimo fallo subito, la Reia andrà in lunetta. Non una buona notizia per Menetti e per i suoi che devono recuperare 6 punti. Russell, Achele in angolo da Sokolowski che prova a battere Day, si butta dentro, semigancio e stoppata di Austin Day con la giocata fin qui più importante della sua partita, insieme al canestro e fallo di qualche minuto fa. E ora Day, la Reia può provare a cominciare a giocare col cronometro, perlomeno a ragionare. Bramos, Day si mette in proprio, va dentro, non trova il canestro, rimbalzo di Treviso. Russell, che palla, no look sulla corsa di Nicola Achele che va a chiudere. Meno 4 Treviso che non vuole mollare, eccolo lì, raddoppio di Logan su Casarin, schiacciata di David Logan, fa valere l'esperienza. Casarin non si avvede dell'arrivo del raddoppio, Logan è il più lesto di tutti, ruba palla, va in contropiede e va ad accorciare nuovamente le distanze. Questa partita non finisce mai. Secondo time out chiamato in questo finale di gara, in questo secondo tempo, da Walter De Raffaele. Quindi andiamo a rivedere prima il lancio lunghissimo baseball di Stone per Bramos e la schiacciata in contropiede. Solissimo Bramos per andare a chiudere, e qui invece vediamo l'altro furto sulla virata di Casarino. Ovviamente non può vedere chi arriva da dietro. Logan però che l'aveva già letta almeno 5 secondi prima questa giocata, va a rubargli il pallone, poi va da solo in contropiede a schiacciare, vince a rimbalzo fin qui la Reia 30-22. Palle recuperate 6-5 per Treviso, stoppate 2-1 per la Reia. Palle perse 11-10 per Venezia, più o meno siamo lì, insomma, le statistiche non mentono in questo caso. La partita è assolutamente ancora in gioco. +2 Umana Reyer, e ora Poschio è in possesso di palla con Andrea De Nicolao. Il pressing di Sokolowski, una nuova palla persa degli Oro Granata, ennesimo ribaltone in arrivo. Vediamo cosa succederà su un parziale che comunque in questo quarto dice 13-4. Reyer ha partita benissimo la squadra di Menetti. In questo ultimo parziale Logan prova a mettersi in proprio, ma stavolta e oggi da 3 il giocatore americano non sta proprio trovando la via del canestro. Per lui 1 su 6 dall'arco. Ora c'è un fallo subito da Mitchell Watt, come dicevamo prima. Venezia può andare in lunetta sfruttando il bonus che già da minuto abbondante a disposizione. Quindi ogni fallo di Treviso produrrà un viaggio in lunetta per la Reyer. Storto il tiro di Watt, visto da come era partito, tutto spostato a sinistra. Nekovulu pronto al tagliafuori, andare a rimbalzo sul tiro di Watt che trova il canestro. -1, scusate, +3
invertito i numeri. Russell sull'uscita di Logan, 15 punti di Mitchell Watt, che ha superato la sua media stagionale di 12. Sokolowski in post basso, si gira molto bene, trova il canestro del -1. Michal Sokolowski, molto bene il suo match di oggi, 15 punti per lui, 2 su 6 da 2, 2 su 3 da 3 punti. Stavolta Day va in post basso, De Nicolau si butta dentro, poteva andare fino in fondo, invece va da Bramos dall'angolo, tiro difficilissimo, ma rimbalzo ancora di De Nicolau che esce da Tonut, che non si è più visto poi in questo secondo tempo. Arresto e tiro di Austin Day, e ancora una volta canestro e fallo. Il figlio di Darren, andiamolo a rivedere. Arresto e tiro, e Lugulu esce con la mano alta, commette fallo. Quarto fallo di Meko Wulu. Brutte notizie per Menetti. Ora i suoi devono recuperare 3 punti e c'è Austin Day in lunetta. Sbaglia però Day. E allora Russell dall'altra parte, 4 minuti e 20 alla fine. Sokolowski che guardava Meko Wulu, il quale non faceva la stessa cosa. Pallone sul fondo, palla persa a Treviso. 8-0-7-7 e più 3 per chi ha palla in mano. Day, palle perse nel quarto, 3 a testa. Il gioco a 2 tra Tonut e Watt, molto bene la difesa di Treviso che recupera. Logan si butta in mezzo per andare a prendere il fallo. Così è. E tutta l'esperienza di Logan che vede il buco, vede la possibilità o di andare verso il canestro ma anche di andare a recuperare un fallo. Infatti butta sulla palla e si guadagna un viaggio in lunetta. David Logan, per lui 8 punti, intanto terzo fallo di Andrea Di Nicolau. 8 punti per Logan che dalla lunetta oggi al 50%, 1 su 2, 2 su 6 da 2 e 1 su 6 da 3. Sbaglia il libero, quindi fate 1 su 3. Anche un rimbalzo per lui, una palla recuperata, 2 falli fatti e 3 subiti e un -7 di plus minus per lui, ossia con lui in campo la squadra non è andata proprio benissimo, quantomeno non nel punteggio. -2 Treviso. E ora De Nicolaus a superare la metà campo contro Sokolowski, si va da Watt, su di lui Meko Wulu che gli caccia la palla e gliela porta via. E ora Logan apre per Russell che torna dal suo leader, si butta dentro a Logan. Sokolowski ha uno spazio per prendersi la tripla. De Nicolau su di lui, si torna da Logan, 9 secondi per andare al tiro, 7, 6, va dentro David Logan, alza troppo, poi la parabola sbaglia ma si butta a rimbalzo Meko Wulu. Ne esce Treviso alla grande, ancora 11 secondi per un'azione offensiva, la può costruire la De Longhi. Sokolowski dentro per Meko Wulu che poi va dentro per Achele. Ottima stavolta la rotazione difensiva della Reyer, il tocco di Tonut è decisivo perché l'ultimo tocco è poi dello stesso Achele. La palla finisce sul fondo e quindi possesso Reyer che ha ancora 2 lunghezze di vantaggio quando mancano 3 minuti e 8 secondi alla sirena del quarto periodo qui al Palaverde di Treviso, questa 14ª giornata di campionato. Day, Tonut prova a buttarsi dentro, poi ancora fuori da Day che poi prova a giocarsela spalle a canestro con Logan, un gran tiro ma poi viene sputato dal ferro. Rimbalzo di Treviso, Logan si butta dentro, va subito a prendersi un fallo, il quarto anche per la Reyer, fallo di Tonut. Quindi Treviso al prossimo fallo Reyer viaggerà in lunetta. Terzo fallo per Stefano Tonut.
sicuramente più silente la sua prova in questo secondo quarto, appena 4 punti per lui. Intanto Russell semina tutta la difesa della Reyer e trova il pareggio sull'80 pari. De Nicolao per Tonut, dentro per Widmar, gran palla di Tonut e anche gran movimento col perno di Gasper Widmar. Più 2 Reyer, 2 minuti e 12 alla fine, 9 punti 4 rimbalzo per lo sloveno in oro granata. Achele va da Logan, su di lui Tonut, arriva il fallo di Stefano Tonut, il quarto personale. Tonut che sembra come essersi spento nella ripresa dopo un primo tempo eccezionale, un tempo da 21 punti, e Logan può andare in lunetta a incrementare il proprio bottino, arriva così in doppia cifra e fa 3 su 5 dalla lunetta e meno 1 a Treviso. 38 anni per David Logan, ma ancora oggi uno dei migliori giocatori di questa serie A, secondo dietro a a Luis Scola, che di anni ne ha un paio di più addirittura. Sono loro i migliori realizzatori di questo campionato. Tonut prova a buttarsi dentro, poi mamma mia, aveva detto che si era un po' spento, sembrava avesse spento la luce, ma qui ha fatto off on e ha tirato fuori una magia in fade away. Stefano Tonut che con questo canestro sale a 26 punti, quindi 27 punti scusate personali, quindi supera il suo massimo in carriera che era fermo ai 26 nel 2016-17 contro Cantù. Un canestro di puro talento da parte di Stefano Tonut. Lo andiamo a rivedere, hesitation, poi si butta dentro, si allontana per prendere spazio dal difensore, fade away. Mecovulu non ci può arrivare e poi i polpastrelli sono morbidi a sufficienza perché la palla si vada a infilare nel cotone. Più 3 Umana Reyer e tutte meritatissime le inquadrature per il fresco vincitore del premio Reverberi, il miglior giocatore dell'anno. Minuto e 50 alla fine del quarto periodo. Tonut che resta seduto in panchina, sembra strano. Resta in panca, forse De Raffaele lo vuole tenere visti i 4 falli proprio per il rush finale e quindi non gli fa fare giustamente l'azione difensiva, probabilmente lo alternerà proprio per evitare che commetta il quinto, visto che è sicuramente il giocatore migliore dei suoi oggi. Intanto Russell con l'arresto di tiro, rimbalzo di Watt che si fa largo nel pitturato. Stone prova a giocare in modo organizzato la Reyer ora. Bramos fa spallate Watt con Achele che comunque difende bene su di lui. Bramos da 3 punti si alza, non trova il canestro, rimbalzo di Mecovulu e anche lui si fa largo sotto le planche. Logan, l'uscita di Gasper Widmar lo allontana dall'arco dei 3 punti, dentro Sokolowski proprio da Mecovulu, solo palla da parte della difesa, quindi sarà rimessa da fondo per Treviso. Anche se forse c'era un tocco sulla gamba dell'attaccante. Infatti i giocatori della Reyer sono andati avevano già indicato nel momento, avete visto prima il replay, nel momento proprio dell'azione, infatti penso si vada all'instant replay, così è. Nell'inquadratura precedente mi sembrava abbastanza visibile il tocco dell'attaccante, però probabilmente le immagini che stanno vedendo ora gli arbitri hanno qualcosa in più. Proviamo ad andarlo a rivedere. No, qui vista da qua sembra effettivamente di Stoni il tocco. Forse nell'immagine precedente, vista frontale, sembrava più un tocco sulla gamba. Infatti
vince la prima scelta, ossia rimessa da fondo per Treviso, che ha 57 secondi per rimettere in piedi questa partita e trovare una nuova parità o addirittura ribaltarla. Una partita bellissima fino a questo momento. Sokolowski va da Imbrò, difficile questo controllo, palla un po' scomoda da parte di Sokolowski. Imbrò da 3 punti, inventa sullo scadere dell'azione, allora rimbalzo della Reyer che ora può provare, deve giocare col cronometro per sfruttare i 3 punti di vantaggio. Il pressing della difesa, Sokolowski cade, De Nicolao contro Logan, prova a buttarsi dentro De Nicolao, tiene però vivo il pallone, prova ad andare dentro, recupero della difesa e c'è un fallo di Vidmar su Mekovulu, che ora andrà in lunetta dall'altra parte. Fallo nettissimo di Vidmar. Si fanno 2 tiri liberi per Christian Mekovulu, che oggi ha 6 su 6 dalla lunetta. Diciamo cliente, non il migliore dei clienti. Rientra Stefano Tonut per il finale, questi ultimi 32 secondi in cui serve il suo talento, serve la sua mano calda di oggi. 83% in stagione Mekovulu. Sbaglia però il primo, sente un po' di tensione, sbaglia il primo libero Christian Mekovulu, 17 punti per lui, per un massimo di stagione di 22 contro Brindisi. 18 meno 2, 33 secondi alla fine. Ora pressa alta Treviso, ovviamente, vediamo se andrà a fare fallo. Così sembra, ma muove bene la palla la Reyer, che allarga il gioco. Bramos ovviamente scappa dal possibile fallo, che ancora non arriva. Arriva a 22 secondi dalla fine su Andrea De Nicolao, che ora andrà in lunetta. De Nicolao oggi in lunetta non ci è ancora andato. Qui le statistiche di Sokolowski: 15 punti di 3 falli in 26 minuti di gioco, 92,8% di stagione. Segna il primo con l'aiuto dei ferri del Palaverde, che lui conosce, e qui ha cominciato a giocare proprio alle giovanili. Andrea De Nicolao ha esordito proprio in Serie A. Rimbalzissimo di Dei in attacco, potrebbe essere una delle giocate decisive, e poi va a prendersi un altro fallo. Dei ha giocato una partita sostanzialmente incolore, poi se andiamo a vedere chi ha fatto le cose fondamentali, alla fine c'è sempre di mezzo lui. Ricordiamo un paio di canestre fallo, una stoppata in difesa sempre nel secondo tempo, e poi adesso questo utilissimo, fondamentale forse, rimbalzo offensivo. Ed ora questo viaggio in lunetta che potrebbe dare quasi 2 possessi pieni di vantaggio. Quinto fallo di Mekovulu, che dopo una partita meravigliosa da 18 punti in 27 minuti va a sedersi in panchina. 16 secondi alla fine. Dei non sbaglia, freddissimo dalla lunetta Austin Dei, che oggi va 1 su 2, adesso diventa 2 su 3, mentre è 4 su 8 da 2 e 0 su 4 da 3. 10° punto per lui. Segna anche il secondo, quindi sono 5 i punti di vantaggio per Venezia. Russell va a cercarsi l'1 contro 1. Quinto fallo anche per Stefano Tonut, che chiude la sua miglior gara in carriera a livello di fatturato offensivo. 27 punti per lui, 5 falli in 30 minuti di gioco. Prestazione notevolissima da parte di Tonut, 27enne, nato a Cantù ma cresciuto a Trieste. Segna Russell, meno 4 Treviso, 12 punti, 2 assist e 5 rimbalzi, meno 3, 11 secondi alla fine. Cambio, esce Imbrò, entra Achele per l'azione difensiva. 11 secondi alla fine e fallo in attacco
di Austin Day, che vuole sconfessare quello che avevo detto poco fa, cioè che se le sue poche cose buone erano state decisive, ora una cosa meno buona rischia di essere decisiva al contrario. Poi reazione, però poi si tranquillizza e dice colpa mia, ammette. Qui in effetti travolge l'avversario. Qui è stata un po' forse imprudenza lui, dall'altra parte una giocata di astuzia di Russell, che ora chiama un antisportivo. Antisportivo mi sembra un po' esagerato onestamente. Perché doveva andare a ricevere palla, quindi stava correndo verso la palla, si è sostanzialmente trovato davanti Russell e l'ha travolto, quindi fallo. E allora Menetti chiama il suo ultimo timeout a disposizione per provare a gestire questo imprevisto, diciamo, nuovo possesso offensivo e una palla che potrebbe valere il pareggio. Otto 7 8 4 quando mancano una manciata di secondi e un'azione sostanzialmente lucrata da Dwayne Russell ai danni del qui inquadrato Austin Day, che ancora scuote la testa per quest'ultimo fallo che ha consegnato di fatto una palla buona per il pareggio a Treviso. E ora vediamo come se la andrà a giocare la squadra di Menetti. Vediamo cosa ha disegnato il tecnico reggiano. Sokolowski dalla rimessa, 11 secondi per trovare il tiro, andrà sicuramente per il pareggio, esce Logan, ma buona la difesa di Venezia che sale molto alta, dentro per Chillo che trova almeno uno a un secondo dalla fine, completamente libero Chillo. Ora onestamente è difficile pensare come con un secondo da giocare Treviso possa nuovamente ribaltare questa partita, però la pallacanestro ci ha insegnato che veramente tutto può succedere. Il time out di De Raffaele, manca un secondo dalla fine, secondo e 8 come indica il tabellone del Palaverde. Una partita veramente splendida quella che abbiamo visto fin qui oggi al Palaverde, tra due squadre che si stanno veramente giocando un accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Se lo giocava definitivamente Treviso, mentre invece Venezia avrà ancora poi un'altra partita da giocare. Questa invece è l'ultima di andata, perché riposerà proprio nell'ultimo turno il 15° Treviso. Quindi era fondamentalmente l'ultima chance per agguantare un possibile posto alla prossima finale di Coppa Italia. Un secondo, vediamo cosa succederà. La palla viene messa in campo, arriva il fallo, in realtà il secondo credo sia abbondantemente passato, ma forse manca ancora un decimo, stando a vedere il tabellone sopra il canestro. Il fallo di Achele, un decimo esatto. Bramos può 7 decimi anzi alla fine può chiudere qui la contesa. Così è, Michael Bramos mette di fatto il sigillo a questa vittoria della Reia. Un decimo ovviamente dove ancora la partita non è finita
sbaglia apposta, fa passare questo decimo e quindi la Reyer porta a casa un successo molto importante al termine di una partita, consentitemi di dire, veramente gradevole. Speriamo, mi auguro che lo sia stato anche da casa, è stato molto emozionante, divertente anche commentarla. Quindi 88-86 il finale dal Palaverde in favore dell'Umana Reyer, che chiude l'ultimo parziale sul 24-15. Migliori in campo Stefano Tonut con 27 punti.